Allora, prima di aprire il frigo degli orrori andiamo a vedere, come sempre, la scheda che ha curato per noi Angela Pederiva. Vediamola insieme. Questo sono io. È evidente che dovrei ripensare la mia esistenza. Ma non ci posso fare niente. Mi piace mangiare bene, d'accordo? E le cose buone sono difficili da trovare per un ratto. Non sarebbe così difficile se non fossi tanto schizzinoso. Io la spazzatura non la mangio, papà! Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè. Povero Topolino, se fosse capitato in Veneto negli ultimi 6 mesi avrebbe rischiato di mangiarne come di immondizia, ma per la gioia dei ratatouille nostrani, grazie a un'azione sinergica di carabinieri, corpo forestale, capitaneria di porto e ispettorato controllo qualità, le frodi alimentari sono state stroncate per tempo. L'elenco dei provvidenziali blitz è da non crederci, o se preferite da volta a stomaco, perché nel frigo degli orrori non ci sono solo il parmesan che scimmiotta il vero parmigiano reggiano, o i falsi pomodori San Marzano, o l'olio di soia spacciato per extravergine di oliva, o la presunta mortadella bolognese fatta di carne bovina, o ancora l'improbabile Chianti bianco, per accettare giusto alcuni dei tanti casi di eclatante contraffazione del Made in Italy. No, aprendo quello sportello, sui ripiani del ribrezzo si trovano anche formaggi putrefatti, insaccati marci, pesce putrido e funghi guasti, pronti a finire sulle tavole dei consumatori. Il 27 novembre 2008 a Vicenza un'attività congiunta dell'Ispettorato Controllo Qualità e del Corpo Forestale dello Stato permette di sequestrare 1100 quintali di mozzarella e prosciutto cotto provenienti dalla Germania andati a male. Il 30 dicembre 2008 a Venezia, a bordo del pattugliatore Oreste Corso ormeggiato in riva San Biagio, il ministro delle politiche agricole Luca Zaia illustra i risultati dell'operazione Capitone Sicuro. In vista dei cenoni di Capodanno, per 18 giorni 300 comandi della Guardia Costiera setacciano i mercati ittici di tutta Italia, scoprendo grazie a 6.677 controlli 160 tonnellate di pesce scaduto in cattivo stato di conservazione o senza tracciabilità, per un totale di 588 illeciti anche penali e 696.000 euro di sanzioni amministrative. Passano le feste natalizie, arriva Carnevale, ma non è uno scherzo quello che il 18 febbraio 2009 a Padova comunicano i carabinieri del nucleo antisofisticazioni a consuntivo di 5 perquisizioni effettuate dall'inizio dell'anno. In tutto finiscono sotto la lente della magistratura 75 tonnellate di porcini per un valore di 400.000 euro, tutti importati dalla Cina e tutti contaminati da larve potenzialmente tossiche per la salute umana. La stessa ributtante caratteristica che il 31 marzo 2009 a Vicenza viene riscontrata dal NAS su altri 770 kg dello stesso tipo di funghi, acquistati ancora in Cina e pure in Ucraina presso ditte di nostri connazionali da un'azienda berica fornitrice di ristoranti e gastronomie. Del resto, che siano spesso italiani responsabili e complici del business del cibo avariato lo dimostra anche il maxi sequestro dell'8 aprile 2009 a Jesolo. La polizia e la Guardia di Finanza scovano in un ingrosso del lido collegato a un altro centro di stoccaggio a San Donà di Piave 1 tonnellata di pesce e carne deteriorati e scaduti da anni. Le indagini vengono estese dalla Capitaneria di Porto a supermercati, pescherie, alberghi e ristoranti del litorale. Gli esiti delle 235 verifiche sono inquietanti. Il 75% delle attività non sono a norma, come dire che su 10 volte che mangiamo, 7 o 8 rischiamo l'intossicazione. Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè, a malapena.